Le Vie degli Artisti è un nuovo progetto che intende dare valore o comunque far conoscere anche alla popolazione locale le bellezze artistiche del territorio. Voi vi siete occupate della selezione di questi veri e propri gioielli e dal punto di vista numerico, insomma, il progetto quanti ne comprende? Allora, intanto abbiamo fatto una selezione per ciascun comune di una serie di opere che ci sembravano importanti e poi ciascun comune ha avuto la possibilità di scegliere il più rappresentativo. Quindi 30 sono i comuni e i video iniziali sono stati proprio questo numero, 30 video. Alcuni comuni hanno poi scelto di fare altri video, quindi ci sono comuni che hanno fatto 2 o anche 3 video, con 3 opere naturalmente del proprio territorio. Quali criteri avete, insomma, tenuto in considerazione per scegliere determinate opere rispetto ad altre? Allora, i criteri sono stati più di uno. Allora, un criterio è stato quello di valorizzare un artista, qualcuno che avesse lavorato sul territorio, quindi il nome di qualcuno. Non necessariamente un nome importante, certo abbiamo Tiziano Vecellio, ma abbiamo anche il costruttore di un campanile, quindi che è sicuramente meno famoso. Il secondo criterio è che ci fosse un legame, e questo era nel bando iniziale, un legame tra l'opera e il territorio. Quindi è chiaro che un'architettura oppure appunto un campanile, ma anche un monumento ai caduti è qualcosa che ordina in qualche modo un territorio, però poi anche opere d'arte che avessero il territorio all'interno, quindi abbiamo privilegiato opere in cui ci fosse ad esempio la pittura di paesaggio. Un altro criterio è stato quello che le opere fossero accessibili il più possibile, quindi molte volte sono all'aperto, oppure se sono dipinti, se sono sculture, magari all'interno di chiese che hanno di norma un'apertura abbastanza ampia, insomma è più facile entrarci che non in un edificio privato o anche in un municipio o in una sede comunale. Il visitatore o comunque chi usufruisce di questo progetto multimediale, che tipo di opere si deve attendere? Tipo luoghi di culto, pale, d'altare, insomma castelli? Allora, per la maggior parte si tratta di sacro, opere d'arte sacra, ma abbiamo anche monumenti ai caduti, mi viene in mente Segusino, oppure i murales di Zavrel a Sarmede, oppure la via dei murales a Fratta di Tarzo. Mi vengono in mente queste opere che sono comunque all'esterno fruibili, perché abbiamo cercato di individuare opere che fossero, come dicevamo, fruibili e quindi immediate per il visitatore. Ecco, restando in tema di opere, si diceva prima durante la conferenza stampa di presentazione che questo non deve essere inteso come un progetto chiuso, ma un progetto aperto a una continua evoluzione. Quindi per le opere, che tipo di opere, insomma, meriterebbero di essere, insomma, inserite in questo progetto e più o meno magari anche un numero ipotetico? Allora, le opere tantissime. Ovviamente questa è una scelta che spetta ai comuni, adesso che hanno capito qual è il progetto, alcuni comuni hanno già fatto delle scelte, quindi hanno già implementato. Per la maggior parte dei casi sono rimasti legati a quelle indicazioni iniziali che noi avevamo proposto, però siamo liberi e aperti anche ad altre proposte.